Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina la terra ha tremato davvero fortissima ragazzi, magnitudo, terremoto di magnitudo 6,5 in Indonesia. Fino adesso ragazzi c'è stata una vittima e tantissimi danni, quindi il bilancio di questo forte terremoto che ha colpito stamattina le isole Molucche in Indonesia è davvero un po' tragico. Diciamo che anche un ospedale della città è stato tantissimo danneggiato, i pazienti purtroppo sono stati evacuati, giustamente in allestimenti messi diciamo fuori ragazzi nel cortile. Secondo i dati dell'INGV italiano e del servizio USGS, il sisma ha avuto epicentro a 20 km di profondità. Quindi ragazzi, voglio immaginare che questo terremoto sia stato molto devastante. In effetti si hanno poche notizie, già però si sa che c'è stata una vittima e ci sono tantissimi danni ragazzi, quindi anche perché è avvenuto stamattina alle 6:40, quindi è una cosa recente ragazzi, quindi non si sanno tante notizie, ma la terra ha ballato davvero tanto, quindi 6,5 ragazzi, ripeto, a 20 km di profondità, lascio immaginare che ragazzi è successo quasi il patatrac qua, quindi è un terremoto, anzi è un signor terremoto ragazzi, perché ripeto 6,5 a solo 20 km è come stare su un Takadai in effetti, quindi le prime notizie che ci arrivano ragazzi è una vittima e parecchi danni in tutta diciamo la città. In effetti queste sono le isole Molucche in Indonesia, sono stati anche danneggiati ospedali, case, diciamo davvero un casino. Questo è quello che si sa per ora ragazzi, quindi dopo farò un aggiornamento un po' migliore, anche perché queste sono le notizie che ci sono adesso. In effetti l'unica notizia che possiamo trovare è terremoto di magnitudo 6,5 in Indonesia, poi ci stanno edifici che sono stati evacuati, hanno dovuto portare le persone malate dall'ospedale in tende allestite fuori all'esterno per paura che nell'ospedale ci stanno le crepe ragazzi, quindi per paura che può crollare davvero tutto, quindi c'è una vittima già, quindi ciao Pipera, quindi in effetti ragazzi un terremoto abbastanza pesante, in effetti 6,5 a soli 20 km ragazzi, è tipo come una bomba questo. In effetti se l'avrebbe fatta in Italia è una cosa così. Indonesia, le isole Molucche, se l'avrebbe fatta qua in Italia avrebbe buttato a terra tutti i palazzi tranquillamente, in effetti ragazzi, quindi 6,5 con 20 di profondità chilometri, qui facevamo il Takata più o meno, quindi penso che ci siano un sacco di danni ragazzi, solo che adesso scrivono solo un deceduto e tantissimi danni, è stato evacuato addirittura all'ospedale. Queste sono le notizie, le persone sono scappate in strada perché le case ci sono le crepe, quindi diciamo avrà fatto un sacco di danni, però più di questo non si riesce a trovare su internet, quindi per ora questa è la notizia ragazzi, quindi dopo farò un aggiornamento per vedere la situazione come davvero sta. Sì, e con tutto ciò anche sono state colpite in effetti. Pensa un poco, figurati se lo faceva qua cadeva tutto. Lì con tutte che sono state costruite in modo antisismico sono le crepe nei muri. Quindi diciamo sono crollate alcune, pensa un po', vedi com'è stato violento che anche
le case diciamo antisismiche non hanno retto il terremoto. In effetti le case antisismiche possono mantenere, ma fino al 99, poi a 100 cadono pure loro. Però questa qua, come ripeto, non è stato tanto il 6,5, ma la profondità. 20 km sono davvero pochi. Qui sarebbero crollati come cartapesta. Con 6,5 a 20 km, secondo me Salerno stava a metà giù qua da me. Ma qualsiasi città, Milano, qualsiasi città sarebbe un terremoto così. Se lo fa a Milano, butta Milano per terra. Anche perché lì ci sono case molto alte, palazzi molto alti, pure a Torino ad esempio ci sono palazzi molto alti, li avrebbe buttati a terra. Forse Torino un po' no, perché ha ancora edifici un po' vecchi diciamo, quindi forse riescono ancora a sostenere qualche terremoto abbastanza pesante, mentre le nuove costruzioni non credo che avrebbero resistito diciamo a questo impatto. Diciamo in questa casa dove sto io, questa qua è antisismica in effetti, questa qua in effetti fu data ai terremotati all'epoca, quindi questa qui è sismica, quindi questa dove abito io fu data all'epoca quando ci fu il terremoto, quindi è stata fatta in modo sismico, in effetti mantiene le oscillazioni dei terremoti, quindi questa qua dovrebbe mantenere, però non si può mai sapere. In effetti anche lì vedi erano antisismiche eppure sono crollate in effetti, quindi mentre le costruzioni nuove che sono fatte normalmente in mattoni e cose, quella lì te la butta a terra tranquillamente. Anche in effetti per una casa antisismica dovrebbe avere. No, se arriva una scossa a me non mi conviene scappare, anche perché, ripeto, questa è antisismica, quindi sarebbe pazzesco, anche perché abito al terzo piano, quindi le scale sono le prime che cadono, quindi è inutile che scappo. Sì, però essendo che io sto al terzo piano, capisci? Non posso scendere le scale, perché la prima cosa che cadono sono le scale proprio. Quindi sarebbe da pazzo buttarsi dal terzo piano a scendere giù. Se abitavo al primo piano, allora tu puoi fare il tentativo di scappare un solo piano e va bene. Ma sono 3 piani. Non credo che mi dà il tempo di arrivare a pian terreno. Quindi conviene rimanere a casa, sotto uno stando della porta, un muro portante, e sperare che va bene. No, no, non ho cercato la verità. Poi lo cercherò. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo dopo. Voglio vedere se riesco a trovare un aggiornamento su questo terremoto. Ci sentiamo dopo.